che realtà imprenditoriale e produttiva risulta molto vivace in questo ambito, a ribadirlo un accordo siglato dalla Regione con molte realtà. Un accordo di programma è un importante punto di arrivo nella collaborazione istituzionale. Così assume un rilievo più che significativo l'intesa sottoscritta dalla Regione Veneto con diverse realtà dell'ambito territoriale, della cultura e dello spettacolo. Rispetto a quello che veniva criticato, il contributo a pioggia, resta ancora qualcosa per le associazioni, ma fare accordi, fare dei progetti, fare delle iniziative dirette, ecco allora che dentro questi accordi di programma con i comuni importanti del Veneto, in tutto il Veneto, ma soprattutto con le province per la rete eventi, dove continuiamo a fare questa bellissima iniziativa che fa sì che i programmi culturali delle province siano messi in rete, prima dentro la provincia, poi tra province e quindi con la Regione, cioè a dire alzare l'asticella della qualità, meno costi, più qualità. L'obiettivo nostro qual è? Quello di far sì che tutto il Veneto conosca quello che in Veneto si fa, che è tanto, che è bello, che è di qualità, per creare anche una migrazione culturale. Quindi cercare l'interesse che uno ha e trovare in Veneto quello che cerca, perché in tutti i comuni, dai più piccoli a quelli medi, le città importanti che abbiamo, città d'arte, e in questa rete di comunicazione che noi vogliamo mettere a sistema, un cittadino, prima veneto, ma poi anche i non veneti, possa cercare il meglio che trova per i suoi interessi. Questo è il senso di questi accordi di programma. Ma in tempi di tagli spietati alla cultura, com'è possibile tutta questa generosità nei confronti di un settore tanto bistrattato? Lo sforzo di questi 2 anni è quello di fare in modo che, pur avendo qualche risorsa in meno, la percezione che c'è nel rapporto con chi offre cultura in Veneto è quella che l'attenzione che diamo, il rapporto che abbiamo costruito faccia sì che creando qualità, alzando l'asticella, mettendo in rete l'offerta, si abbia la sensazione, e questa diventa anche poi una concretezza, che l'offerta aumenti anche se abbiamo minori risorse, ma aumenti soprattutto in qualità. Questo è il senso di questi accordi di programma. E a proposito di cultura, salta stasera lo spettacolo di Marco Paolini alla Tisana. Sta male Paolini e non potrà essere in grado di salire in scena